Antenna 3 anche ad agosto resta la prima TV regionale d'Italia secondo i dati certificati Auditel. Media Nord-Est il primo network a livello nazionale. Quello che sembrava un incidente mortale avvenuto domenica sulla A13 a Bologna potrebbe essere omicidio, vittima un albanese 47enne residente ad Eraclea. Era pieno di sangue, poi è caduto a terra. Parla la guardia giurata che domenica notte ha soccorso un turista americano che era stato accoltellato, sconosciuti al momento i motivi dell'aggressione. Celebrato stamane a Sindacale in forma privata il funerale col rito musulmano di Bilal Curtesi, il bimbo di 18 mesi deceduto dopo essere stato travolto da un'auto. Le divisioni nella Lega Veneta sono risultate evidenti a Pontida. Zaia nega qualsiasi polemica, ma la scelta di 3 suoi assessori fa discutere. Intanto la regione è alle prese con l'emergenza migranti. A Venezia è polemica dopo l'annuncio del ritorno delle navi da crociera alla marittima. A preoccupare sono soprattutto le conseguenze in laguna dello scavo del canale Vittorio Emanuele III. A Marghera residenti esasperati perché da 15 giorni non viene più recapitata la posta in via Cantore e via Castelli. Non sanno nemmeno dove poterla recuperare. Edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Questi i titoli, ma partiamo subito con il sondaggio di questa sera, con la grafica, il quesito al quale vi chiediamo di rispondere. Cellulare alla guida, fino a 2.500 euro di multa, giusto? E questi sono uno dei contenuti delle nuove norme sul codice della strada. Se la vostra risposta è sì, numero 0422 16 26 691, 0422 16 26 690. Se la risposta è no, la chiamata è gratuita all'esito questa sera nel corso di Ring. E allora veniamo alla nostra notizia d'apertura, ad un nuovo record per la nostra emittente. Antenna 3 anche ad agosto resta la prima TV regionale d'Italia secondo i dati certificati Auditel. Media Nord-Est invece è il primo network a livello nazionale. Buongiorno telespettatori. La nostra informazione non è andata in vacanza e anzi in quest'estate 2023 ha raggiunto nuovi record a livello nazionale, un primato assoluto per il panorama televisivo del Nord-Est. Anche ad agosto infatti il gruppo Media Nord-Est si conferma il primo grande network regionale d'Italia per ascolto medio certificato Auditel. Antenna 3 ancora una volta la prima emittente regionale più vista nel paese. Risultati conquistati giorno dopo giorno, l'attualità, la cronaca, la politica, gli approfondimenti e i collegamenti da tutto il territorio, un flusso continuo di notizie sempre verificate, autorevoli e credibili. Il Veneto con le sue 1000 sfaccettature e i suoi tanti protagonisti in costante primo piano. Nel mese di agosto Antenna 3 ha addirittura aumentato il suo ascolto medio, passando dai circa 8.700 telespettatori di luglio a quasi 9.300, 400.000 i contatti giornalieri anche nelle settimane contrassegnate da vacanze ed esodi. Abbiamo fatto compagnia a chi in ferie non è andato, ma anche a chi era sotto l'ombrellone, con migliaia di visualizzazioni sia in streaming che sui canali social, la dimostrazione di un legame profondissimo tra noi e voi. I dati parlano chiaro, soprattutto se confrontati alle principali emittenti regionali italiane. Ecco i numeri. Antenna 3 totalizza per la precisione 399.721 contatti giornalieri, 9.270 l'ascolto medio. La storica Tele Lombardia, per esempio, che insiste su una regione con il doppio della popolazione rispetto al Veneto, 10 milioni di abitanti contro 5, porta a casa 361.089 contatti quotidiani con un ascolto medio di 4.968, la metà della sola Antenna 3. Telenorba, la principale emittente del Sud Italia, raggiunge in Puglia 392.390 contatti nell'arco della giornata, 7.549 l'ascolto medio. Videolina, da sempre punto di riferimento in Sardegna, totalizza 369.450 contatti, con ascolto medio a 8.499. I numeri esplodono se si guarda l'intero gruppo Media Nord-Est. Con Antenna 3 ci sono Rete Veneta e Telenord-Est, network che conta su un ascolto medio pari a 17.523 telespettatori nelle 24 ore, con i picchi del mezzogiorno e della sera, quando la concorrenza non è mai stata con le altre emittenti regionali e locali, ma con le principali reti nazionali, Rai e Mediaset. 52.841 l'ascolto medio del gruppo nella fascia serale dell'informazione dalle 18 alle 20.30, e qui davvero ogni paragone diventerebbe impietoso.
Numeri, solo numeri però ostinati che confermano un rapporto solido, un patto che si rinnova ogni giorno. Raccontare il territorio è un impegno e un onore, la vostra fiducia mai scontata, il nostro obiettivo. Veniamo alla cronaca. Quello che in un primo momento è risultato un incidente mortale potrebbe invece essere un omicidio. A perdere la vita domenica mattina sulla A13 nel territorio di Bologna un 47enne albanese residente ad Eraclea, illeso il conducente 34enne e il suo connazionale. Gli agenti della Polstrada avrebbero notato delle ferite all'addome del 47enne non riconducibili allo schianto, che potrebbero essere state inferte invece con un cacciavite. Il 34enne con piccoli precedenti come la vittima è stato arrestato per omicidio, anche se non ha risposto agli inquirenti. Si ipotizza una lite all'interno dell'auto dove il 34enne, dopo aver sferrato i colpi mortali, potrebbe aver perso il controllo del mezzo tamponando un altro veicolo e finendo fuori strada. Intervista alla guardia giurata che domenica notte ha soccorso un turista americano che era stato accoltellato. Sconosciuti al momento i motivi dell'aggressione. Un altro accoltellamento a Venezia. È accaduto nel sestiere di San Marco nella notte tra domenica e lunedì. Vittima un turista americano sulla trentina d'anni, alto circa 1,85 m, che è stato soccorso da Pierpaolo Zaggia, guardia giurata di un istituto di vigilanza privata, durante il suo percorso di pattuglia notturna a piedi nei pressi del Ponte dell'Ovo tra il Teatro Goldoni e Campo San Salvador. Era in evidente stato di confusione ed era macchiato di sangue. Quando mi ha incrociato mi ha chiesto se ero della polizia e io ho spiegato che sono una guardia giurata della security. Quindi ha invertito il senso di marcia e, anticipandomi, si è diretto verso Campo San Bartolomeo. Gli ho chiesto cosa era successo, mi ha detto che era stato aggredito da 3 persone armate di coltello che lo avevano colpito. Allora, a questo punto ho prestato maggiore attenzione alle ferite e ho visto che aveva una ferita alla testa, probabilmente alle mani, e una piuttosto evidente al polpaccio, nella parte esterna del polpaccio sinistro. Io l'ho invitato più volte a fermarsi per chiamare pronto soccorso, ma non voleva. Poco dopo però Zaggia l'ha visto accasciarsi a terra dolorante. A questo punto ho chiamato subito il 118, ho spiegato le condizioni per quel che potevo vedere del ragazzo, le condizioni fisiche di salute del ragazzo, e quindi sono partiti subito. Allertata la polizia, che per competenza di settore ha girato la chiamata ai carabinieri, che in quel momento erano impegnati per un'altra emergenza. Gli hanno chiesto dunque di rimanere sul posto. Una volta giunti i sanitari del SUEM, preso in carica il 30enne, Zaggia è tornato al lavoro. Sconosciuti al momento i motivi dell'aggressione. Tengo a sottolineare che ogni notte, in qualsiasi condizione meteo di stagione, ci sono parecchie guardie giurate che effettuano delle ronde per la città. Non sostituiamo le forze dell'ordine, non siamo forze dell'ordine, ma collaboriamo con le forze dell'ordine. È stato celebrato stamane a Sindacale in forma privata il funerale con il rito musulmano di Bilal Curtesi, il bimbo di 18 mesi deceduto dopo essere stato travolto da un'auto. All'esterno un folto cordone di polizia e carabinieri. Ad officiare la funzione l'imam Tani Buchaib, presidente della Federazione Islamica del Veneto. Attorno alla bara del piccolo, avvolta da un tappeto funebre dai colori giallo-verdi con scritte ricami in arabo, i parenti più stretti, poche le donne. Islam non è solo preghiera e digiuno, ma anche buon comportamento di tutti quanti, ha detto l'imam. Non importa di che colore e di che religione siano, il musulmano deve mantenere un comportamento corretto. Operazione antidroga della polizia di Padova. Tra le misure di custodia cautelare, a capo dell'organizzazione c'era una donna. Aveva organizzato una fiorente rete di spacciatori nel centro di Padova la donna di 46 anni di origine tunisina, arrestata dagli agenti della squadra mobile. Con lei in carcere è finito un tunisino di 24 anni, mentre un connazionale 31enne è stato raggiunto dal divieto di dimora in Veneto. Come sono scattate le perquisizioni nella dimora padovana di un 34enne tunisino e di una 40enne marocchina residente a Fossalta di Piave nel Veneziano. L'indagine è partita dopo la perquisizione delle abitazioni
l'uccisione di un tunisino a Campodarsego. Qui la polizia un anno fa aveva sequestrato 26.000 euro in contanti. L'uomo gestiva una fitta rete di pusher, molti dei quali minorenni, che si rifornivano di droga, soprattutto di cocaina, dalla donna, che aveva un ruolo di primo piano nell'organizzazione. Fissava gli appuntamenti con gli acquirenti, gestiva i contatti telefonici e talvolta spacciava in prima persona con la figlia di appena 7 anni in auto. Un'attività che le aveva permesso di acquistare una casa nel quartiere di Mortise, restando tuttavia in attesa dell'assegnazione di un alloggio da parte dell'Ater. La casa è stata sottoposta a sequestro dalla polizia. Nelle disponibilità della donna anche un appartamento in zona Sacro Cuore dove talvolta ospitava spacciatori. La politica adesso con le divisioni nella Lega del Veneto che sono risultati particolarmente evidenti durante il raduno di Pontida. Zaia nega qualsiasi polemica, ma la scelta di 3 suoi assessori fa discutere. Intanto la Regione è alle prese con un'emergenza migranti raddoppiata rispetto all'anno scorso. Alla festa della Lega di Pontida, 4 dei 7 assessori regionali veneti presenti sono saliti sul palco assieme a Luca Zaia. 3 sono rimasti sul prato: Roberto Marcato, Federico Canere e Giampaolo Bottaccin. Una divisione fisica che in diversi interpretano come specchio di una spaccatura politica, di una contrapposizione di visioni, per cui di fatto in Veneto oramai esistono 2 leghe. Una lettura che però Zaia smentisce. Noi siamo un partito che è ben definito anche dal punto di vista gerarchico. E quindi il segretario è uno, i segretari provinciali sono quelli che sono stati eletti, funziona così in democrazia. Dopo tu puoi condividere o non condividere le idee, ma la Lega è una. Quindi la scelta dei 3 assessori che non sono saliti sul palco significa che non condividevano le idee di chi c'era su? Guardi, queste sono tutte, come si può dire, supposizioni che fate voi. Dovreste chiederlo agli assessori. Per me sono 3 militanti che sono venuti a Pontida, appunto, e basta. A Pontida Zaia ha parlato di autonomia, eppure proprio la lunghezza di un processo che ci si aspettava molto più rapido e la priorità che viene data dal governo a questa riforma amministrativa ha finito col farlo diventare un tema divisivo. È proprio l'autonomia però che divide, perché una parte della Lega anche in Veneto dice non vorremmo sentir parlare del ponte di Messina ma dell'autonomia. Ma guardi, anche qui, allora, noi abbiamo un progetto di governo che prevede anche il ponte di Messina. Non l'ha portato Luca Zaia del Veneto, l'ha portato qualcun altro, giusto? Ma c'è anche un progetto nel governo che prevede l'autonomia che l'ha portata il Veneto. Nella mia assemblea di condominio, se vai con il 10% di millesimi, il 20 o il 30%, torni a casa se pretendi di decidere per tutti. Ognuno ha i suoi millesimi. Oltre alle vicende interne al partito di maggioranza del governo regionale, come il resto del paese il Veneto si trova ad affrontare l'emergenza di un'ondata migratoria raddoppiata nei numeri rispetto all'anno scorso. Saranno circa 200.000 arrivi rispetto ai 105.000 dell'anno scorso. Almeno 150.000 dei 200.000 sono migranti economici che non hanno titolo di richiedere nessuna forma di protezione in Italia. Vuol dire che sono venuti qua ma non hanno titolo di restare qui. Il tema dei rimpatri è un tasto dolente. Sono circa 4.000 all'anno, ma solo in Veneto nell'ultimo periodo sono arrivati 9.000 nuovi migranti. Per Zaia è come cercare di svuotare il mare con un secchio. Dovremmo modificare di questo passo i servizi educativi, i servizi sanitari, i servizi sociali, provvedere a molti servizi che sono tipici di una società multietnica. Per carità, ne prendiamo atto, non stiamo qui a dire, però si sappia che è un mondo che sta cambiando e non possiamo mettere all'angolo i cittadini residenti che hanno diritto a risposte. A Venezia è polemica dopo l'annuncio del ritorno delle navi da crociera alla Marittima. Assolutamente no, credo che non ci sarà alcun tipo di polemica. Le proteste, non lo so, non le governo, ma sicuramente noi siamo aperti al confronto. Il confronto in effetti c'è e anche le polemiche, ma era inevitabile che l'annuncio del presidente dell'autorità portuale Fulvio Lino Di Blasio sullo scavo del canale Vittorio Emanuele III per far ritornare le navi da crociera alla Marittima riaccendesse la discussione in laguna, soprattutto perché è un annuncio che arriva poco dopo la sessione UNESCO che ha nuovamente graziato Venezia dall'essere inserita nei siti dell'umanità a rischio. Passata la festa, gabbato lo santo. Le dichiarazioni del porto arrivano con una tempistica simpatica dopo una settimana dall'incontro a Riyadh dell'UNESCO. Tra i primi a intervenire in Consiglio Comunale Sara Visman del Movimento 5 Stelle. Le attività che vengono fatte in laguna e che verranno fatte nel futuro devono essere
sostenibili e devono salvaguardare la laguna, non devono essere un ritorno al passato. Il Comune di Venezia intanto si schiera con Di Blasio, oltre che vice sindaco Andrea Tomaello e anche assessore al porto. Ritrovare una nuova funzionalità della marittima per far tornare le navi più piccole, continuare a dire no alle navi grandi per il bacino di San Marco, ma permettere allo stesso tempo alle navi di poter arrivare a Venezia. L'UNESCO era più favorevole al porto offshore e il giudizio con cui si è espresso a Riyadh ha diviso le opinioni su quale sia l'effettivo impegno del Comune a salvaguardia di Venezia. Dal blog di Beppe Grillo, Petra Reschi, scrittrice e giornalista tedesca residente in città da tanti anni, ha definito una farsa le misure adottate dal Comune a tutela della città. L'UNESCO, ha scritto, si è piegata di nuovo. Immediata la risposta via social del sindaco Luigi Brugnaro. Grillo e Reschi non sanno di cosa parlano. A Venezia misure concrete dopo anni di chiacchiere. Forse non è un caso se il Movimento 5 Stelle ha perso tutti i sindaci delle grandi città. Non sanno di cosa parlano, detto da un sindaco che in 8 anni non ha mai neanche fatto la fatica di vivere una settimana a Venezia, fa sorridere. E non sanno di cosa parlano, dica qualcun altro. Peraltro il suo attacco nei confronti di Petra Reschi come esponente dei 5 Stelle è fuori luogo, perché Petra Reschi nel 2020 era candidata alla lista civica di Terra e Acqua. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con una segnalazione che arriva da Marghera con residenti esasperati perché da 15 giorni non viene più recapitata loro la posta. Abbiamo un postino che praticamente si rifiuta di entrare dentro le proprietà, nonostante lui per suonare ed avvisare qualcuno deve comunque entrare, no? Però sono già da 15 giorni e più che anche per tutta questa via Castelli la gente si lagna perché non arriva la posta, per cui uno non sa se ha una raccomandata, eccetera. Lui si rifiuta veramente. Molti dei residenti tra via Cantori e via Castelli a Marghera sono esasperati perché da circa 15 giorni il postino non recapita più la posta. Stamattina l'abbiamo fermato per l'ennesima volta e lui riferisce che la direzione gli ha dato disposizioni di non poter più entrare nelle proprietà private, anche se i cancelli non sono automatizzati, hanno solo una catenina. E noi gli abbiamo chiesto allora perché l'hai fatto fino a 15 giorni fa, e lui prende ogni volta, se ne va via senza dare spiegazioni e dice vi arrangiate. Lui ci aveva messo all'interno una comunicazione che le cassette per norma di legge devono essere messe all'esterno, però non ci hanno dato nessun termine e nel frattempo non ci hanno comunicato nessuna alternativa per andare a ritirare la corrispondenza. Quindi nessuno sa dove si trovi la propria posta, nonostante siano già state inviate almeno 2 email a poste italiane senza ottenere risposta. Mentre nel frattempo le cassette sono state spostate all'esterno a spese dei residenti che sono arrabbiati e si sentono discriminati. Venezia è lo stesso problema, che le case sono ancora del 1600, anche prima, e le cassette delle poste sono tutte all'interno. Allora, se la legge dice come può essere che a Venezia viene lasciata perdere se la legge è uguale per tutti? Abbiamo segnalato la cosa 2 volte alle poste per avere una prova scritta e nel caso di rivalerci anche se ci saranno ritardi e more da pagare, eventuali conseguenze della mancata consegna della posta. Voltiamo pagina, il Teatro Stabile del Veneto apre la nuova stagione con una novità: dal 30 settembre diventa fondazione. Da associazione il Teatro Stabile del Veneto diventa fondazione. A Venezia la firma dello statuto, che poi il 30 settembre sarà portato davanti ad un notaio per l'atto formale, è stata ospitata a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale. Questo ci permette di essere degli interlocutori ancora più proattivi rispetto ai territori. È un teatro che si merita questa trasformazione perché è cresciuto negli anni, basti pensare che si passeranno i 4.000 abbonamenti, siamo già un più 30% quest'anno, è un teatro diffuso sul territorio, è un teatro che ha una grande programmazione, è un teatro che ha anche un grande datore di lavoro, più di 22.000 ore lavorate. La nuova stagione prevede 183 titoli di spettacoli con più di 460 recite. Originariamente il Teatro Stabile del Veneto gestiva il Teatro Goldoni di Venezia e il Verdi di Padova, cui si è poi aggiunto il Del Monaco di Treviso, ma i progetti sono di un'ulteriore espansione. Verona e Vicenza, Verona senza dubbio, già con loro stiamo facendo molte cose, e Vicenza senza dubbio, perché soprattutto sulla danza Vicenza è una grande stella internazionale, quindi noi potremmo dare delle cose a loro e loro a noi. È
È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie e buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Previsioni del tempo per mercoledì 20 settembre. Sul Veneto iniziali nubi basse, possibili anche in pianura, poi cielo poco nuvoloso al mattino con aumento della copertura nel corso del pomeriggio. Precipitazioni generalmente assenti nel corso della giornata. Dalla serata aumento di probabilità di piogge sulla pianura anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature minime tra 15 e 20 gradi, massime tra 24 e 29 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia al mattino poco nuvoloso, dal pomeriggio nuvolosità più consistente con probabilità di qualche rovescio localizzato, in particolare sulle zone montane, ulteriore peggioramento in serata. Temperature minime tra 17 e 23 gradi, massime tra 25 e 29 gradi. In Trentino Alto Adige tempo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso con elevata probabilità di precipitazioni dal tardo pomeriggio alla serata. Temperature minime tra 9 e 14 gradi, massime tra 20 e 27 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.